abbiamo voluto dare un aggiornamento di tutta la nostra attività, che è concentrata soprattutto sul comprendere il funzionamento degli enti regionali. Stiamo analizzando Veneto Agricoltura, analizzeremo adesso in questo periodo 2 parchi, le ATER piuttosto che l'ARPAV. Vogliamo comprendere se ci sono margini di miglioramento e capire se i cittadini veneti sono soddisfatti dei servizi erogati da questi enti oppure vanno completamente migliorati. Ogni legge dovrà avere una clausola valutativa, quindi essere valutata nel tempo per comprenderne gli effetti e i risultati. Stiamo valutando anche alcune leggi di attuazione molto preponderanti sul territorio, che sono ad esempio il piano casa, piuttosto che il piano sociosanitario, piuttosto che la nuova legge sul turismo. Vogliamo comprendere se queste leggi hanno un'ottima funzionalità oppure se possono essere migliorate sempre per l'interesse dei nostri concittadini. Abbiamo fatto un lavoro sicuramente molto importante sulla famosa rendicontazione di quel 1,5 miliardi che la Regione ha chiesto allo Stato per pagare i debiti nei confronti dei fornitori. I fornitori venivano pagati anche con ritardi oltre i 500 giorni, quindi alcune ditte sono fallite anche per questi ritardi. Adesso, grazie a questo 1,5 miliardi di finanziamento, si paga con regolarità, addirittura sotto la media europea, quindi 57 giorni. Abbiamo verificato se tutto fosse in regola, in modo tale che non ci fossero dei debiti nascosti, delle rendicontazioni che non andavano bene e che lo Stato ci imponesse un piano di rientro per la sanità. Abbiamo analizzato e comparato 5 anni di bilancio del settore cultura. È chiaro che alla luce di quello che ci è stato detto e alla luce della riduzione delle risorse bisogna salvaguardare i servizi che reputiamo essenziali, quindi oltre alla valutazione diamo anche delle indicazioni. Per esempio il sistema dei servizi museali e del sistema bibliotecario del Veneto ha bisogno di essere finanziato in maniera adeguata. Questa è la risposta che tutti i partiti assieme devono dare ai cittadini, perché i cittadini hanno bisogno di chiarezza. Il cittadino vuole sapere se gli enti e il patrimonio della regione raggiungono gli obiettivi che appunto la politica si prefigge.